Dottor Zagonella, abbiamo visto in questi giorni un po' i media che hanno trattato la storia di Lorenzo da Ponte e questa polemica che è scaturita proprio dal fatto che la sua casa è in vendita. Ormai questa non è una notizia degli ultimi giorni, è una notizia che sappiamo da tempo, ma qual è la percezione di questo autore così importante per la città di Vittorio Veneto? I vittoriesi veramente lo conoscono, veramente lo amano? Naturalmente l'articolo di questa mattina, proprio di oggi, mi dà il là nuovamente per parlare di Lorenzo Dal Ponte in questo senso. Anche questa mattina si è visto dall'articolo la necessità di proporre ai cittadini la figura e l'opera di Lorenzo da Ponte, che risulta ancora in gran parte sconosciuta, ma non solo ai cittadini vittoriesi, anche agli studiosi, perché anche l'articolo di questa mattina si apre con il termine inappropriato, almeno, di libertino, dato ancora una volta a Lorenzo da Ponte, e si chiude ancora con il termine libertino, trascurando tutta la vita del librettista di Mozart, del poeta, nonostante tutto quello che è stato costruito questi ultimi anni per togliere quest'ombra negativa su questo nostro concittadino, perché libertino non era, e libertino, guardiamo anche nel vocabolario cosa vuol dire. Da Ponte era tutt'altro che libertino, ma al di là di questo, nonostante decenni di studio e di opere sul personaggio, credo che ancora questa figura non sia valorizzata soprattutto dai vittoriesi, non si capisca l'importanza di questo e la possibilità di dotare la città di un centro studi su Lorenzo da Ponte, al di là della casa natale che oggi è stata finalmente recuperata e trovata e che è in vendita, ma sarebbe una bella occasione per qualche ente pubblico, per il comune, non so per chi, di fare in modo che questa casa non andasse sul mercato, non fosse persa l'occasione di costruire un centro studi da Pontiano. Che è il centro studi da Pontiano che in realtà promette ancora di tante novità, soprattutto per l'opera che lui ha svolto in America, nei 30 anni che è stato in America, un'opera, adesso non voglio parlare di me stesso, ma che il 14 marzo verrà ancora valutata e vista con la pubblicazione e la presentazione del nuovo volume sulle lettere da Ponte, che è una nuova edizione, perché quella vecchia non la chiamo numero 2, perché la prima è del 1995, e nel frattempo si sono trovate altre 30 lettere da Ponte negli Stati Uniti, a Venezia, in giro per il mondo, e quindi un corpus ancora aumentato rispetto a quello vecchio, da cui risulta ancora di più tutta la sua opera per far conoscere agli americani la Divina Commedia, la cultura italiana, i nostri massimi, e poi vedere scritto che questo era un libertino e basta, mi dà, capisce, non è una cosa. Grazie al quotidiano del Piave noi abbiamo raccontato più volte la storia di Lorenzo da Ponte, però è giusto anche dire che negli ultimi anni sono stati fatti diversi appuntamenti, convegni per approfondire questa figura. Sì. Però nonostante questo continuiamo a ripetere degli epiteti sbagliati a questa roba, anche da parte degli studiosi, anche da parte di chi si fregia di conoscere la personalità di Lorenzo da Ponte, giornalisti, pseudoletterati, non so chi, insomma, cosa che non dovrebbe essere più concessa dopo tutti gli studi e dopo la riscoperta fatta negli ultimi 30-40 anni di questo nostro illustre concittadino.